ora la rassegna stampa. Non mi devi ringraziare, Francesco, non mi devi ringraziare. Francesco prima mi diceva a microfono spento, ti volevo dire questa cosa, Sammy, grazie perché svegliandomi presto la mattina per essere qui a farti regia, sai che insomma per preparare una rassegna stampa voi pensate alle 7:30 si comincia, no, bisogna arrivare mezz'ora prima, preparare i servizi, gli audio, i video, io addirittura arrivo qua che sono le 6, a volte anche prima. Mi diceva grazie Sam, ma non mi devi ringraziare, Francesco, non mi devi ringraziare. Perché la mattina veramente ho scoperto l'oro in bocca. E questa cosa è bellissima, Francesco, che mi hai detto grazie. Hai scoperto una nuova vita. Sai, questi giovinastri che altrimenti hanno la vita spericolata la sera, vanno ad ogni ciuole e bevono, mangiano. Ecco, lui ha scoperto una vita più morigerata grazie a me. E io non posso che dire grazie a Francesco, quindi che ci tiene compagnia in regia quest'oggi. C'è Francesco, Simone 1, Simone 2, Natalia e chi più ne ha più ne metta, ma grazie soprattutto a voi ascoltatori che siete lì anche oggi, anche qualcuno in radiovisione su Facebook e su YouTube, sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier ad esempio. Grazie per essere con noi in ricerca di nuove informazioni, possibilmente non le solite che danno tutti i canali. Avete capito bene, se scegliete Radio Libertà non vi annoiate, ve lo prometto anche quest'oggi. Ma soprattutto guarda che il sito internet di Radio Libertà, perché molti mi dicono ma è vero che voi siete una radio, siete anche in radiovisione, ma avete anche un sito internet dove raccontate cose strane? Certo, minimo, diciamo che non abbiamo peli sulla lingua a raccontare certe cose che sugli altri canali vengono accolte in maniera ben diversa. Vi faccio qualche esempio. Mamdani sindaco e gli ayatollah esultano dalla trasmissione di ieri di Giulio Cainarca e poi basta dire patrimoniale e subito Prodi ringiovanisce, l'editoriale di Giovanni Sallusti. Abbiamo visto Romano Prodi in rassegna stampa che ping pong salta fuori da una parte e dall'altra e ragazzi è l'unico guru di sinistra che si possono permettere. Ma poi c'è la flotilla, a quanto pare è vero, dietro le barche della flotilla spuntano armatori finanziati da Hamas, tutto vero, e questi sono i giornali visti da Sammy Varin, vedi c'è la rubrichetta con gli argomenti che io segnalo ogni giorno in redazione. Insomma, belle cose che trovate sul sito radiolibertà.net, portato avanti da Beppe, ma non soltanto, c'è un vero staff di persone che ci sta dando una mano in questo momento. Chiaro, già che siete sul sito di Radio Libertà, scusami, guarda cosa faccio, clicco qui sulla tendina a sinistra e vado fino a abbonati. Abbonarsi a Radio Libertà, che è un termine che fa quasi paura, ma non vuol dire niente, perché potete decidere di aiutare Radio Libertà con una piccola donazione, un automatismo, ad esempio, che ne so, 8 euro al mese, è tutto automatico con la carta di credito, o semplicemente farci un bonifico di qualunque entità per dire «Wey, mi piace la vostra controinformazione, dite cose che gli altri non dicono, grazie a chi ci dà una mano». Se non siete internetari, non trovate scuse, perché potete farlo ugualmente, semplicemente andando in posta, minimo, facendo la coda, sì, con il solito marocchino che ti chiede soldi nel frattempo, poi entri dentro, prendi quel modulo bianco da conto corrente postale e ci scrivi il numero 37671294 e lo intesti a Radio Libertà a Milano con causale contributo volontario. Lo dico già adesso perché siamo quasi a fine novembre e si sa, si avvicina il Natale, la 13ª, la 14ª, la 15ª, la 16ª, la
aiutate Radio Libertà, perché lo sapete, noi da sempre campiamo grazie al vostro sostegno. E allora, se ci aiutate, meritate questa rassegna stampa, meritate il titolo del Manifesto, il nostro quotidiano comunista, che quest'oggi, anche oggi è particolare la titolazione. Il Manifesto mette la Meloni in auto con una faccia molto pensierosa e la frase "non regge il minimo". Bella però, c'è l'auto non regge il minimo. E si parla della direttiva europea sul salario minimo, guarda caso, che perde pezzi ma resta in piedi. Sconfitta la Meloni, sperava che la Corte di Giustizia la cancellasse anche come simbolo, perché per i diritti del lavoro e le retribuzioni il nostro paese è il fanalino di coda. Questo è l'argomento principale del quotidiano Il Manifesto, non trattato, devo dire, da altri quotidiani, che invece, a proposito di Unione Europea, ci tira fuori l'argomento immigrazione con delle belle notizie. Posso anticiparvele, belle notizie in arrivo, preparatevi. Oggi doppia razione di biscotti da bucciare nel caffè latte. Più in basso sul Manifesto, ma è la notizia anche di tutti i quotidiani, la battaglia che può rompere gli equilibri sul campo nel Donbass, sortita russa nella nebbia di Povrovsk. E adesso un po' tutti quanti voi che mi state seguendo a quest'ora, in molte zone della Lombardia e del nord c'è parecchia nebbia, ed è normale. Voi dal sud non sapete neanche cosa sia la nebbia, lo so bene, e noi del nord ci abbiamo pure quella. Bene, attenzione, perché potrebbero uscire i soldati russi dalla nebbia. Guarda che non è uno scherzo, ti viene un po' la paura. Oddio, visto che non ci sono i droni, perché non possono volare i droni, non sapevamo questa cosa, i droni con la nebbia non ci vedono, ma dici, ma non c'hanno tutte quelle cose che vedono al buio? No, nella nebbia non si vede con il drone. E cavolo, stanno accadendo cose che non pensavamo mai, e quindi pare che i russi stiano entrando in quelle zone di Ucraina dove prima non entravano, e chiaramente è un momentaccio, per Zelensky. Eccolo qua il sito del Corriere: Ucraina, l'assalto russo, Zelensky ammette le difficoltà, raid sempre più intensi e Kiev si ritira da 5 villaggi vicino a Zaporizia. Forse è arrivato il momento di capitolare? Punto di domanda. Lo stiamo a vedere, ma soprattutto ci tuffiamo subito nei quotidiani oggi in edicola. No, voglio fare un giro anche sull'Unità, so che ci tenete, dai, insomma, dai, non posso non leggervi l'Unità. Scherzo, ma la leggo davvero, perché sull'Unità si parla di Lega, si parla di Matteo Salvini, si parla dell'uscita dell'altro giorno in Puglia, se non erro, del nostro vice premier, il nostro capo della Lega, un'uscita volgaraccia, mamma mia, come volgare Matteo Salvini, quasi peggio di Vannacci. No, ma ha fatto scena questa uscita, perché ha detto una roba similare a i clandestini, gli immigrati che commettono reati fuori dalle palle. Ha detto questa frase, e questa frase ha scioccato molti giornalisti con la puzzetta sotto il naso. Un vice premier che dice queste cose, stava facendo un comizio sul palco per le elezioni in Puglia, non è che se stava parlando in Consiglio dei Ministri, magari lo dice anche lì, no, ma non esce. Bene, ad esempio l'Unità questa mattina cosa scrive? Urne in vista, tutto è lecito. Poi la faccia di Salvini serio, bellissimo, con la cravatina, con il guerriero con lo spadone, la voglio anch'io. Peccato per la bandiera italiana, ma giustamente lavora per lo Stato italiano. E anche la spilletta. Mi raccomando, voi leghisti vecchi, nuovi, futuri, la spilletta con il guerriero, con lo spadone, io se volete ne ho a casa ancora un pochettino, se ne volete fatemelo sapere, non potete non andare in eventi belli, importanti, targati Lega e non solo, senza la spilletta del guerriero. Cosa scrive oggi il quotidiano L'Unità? Salvini
all'assalto di Giorgia. Che è una bella frasettina. È una bella chiaramente si scherza, i giornali devono comprare, devono vendere, però c'è dentro tante verità. Nessun assalto di Giorgia, ma Salvini si sta facendo sentire sul fronte immigrazione e stanno spuntando sul web, avete visto scene pazzesche in questi giorni, ma quella del nero che sfascia la vetrina, l'hai vista, Francesco? Ma è una roba pazzesca, un nero che sfascia la vetrina, vuole rubare una moto e sono lì fuori le persone che gli stanno facendo il filmetto e questo continua con l'ascia a sfasciare la vetrina e la gente lì che sì ho chiamato la polizia, no fermatelo, no, non lo possono fermare, questo c'è in mano un'ascia, praticamente sfascia la vetrina, sta portando fuori la moto, è un negozio di moto, dopodiché arriva la polizia e lo ammanetta. E questo continuava a sfasciare la vetrina minacciando chi lo stava filmando come nulla fosse. Allora mi è venuta in mente una meditazione, posso dirvela, tanto qua siamo tra amici, minga troppo ragazzi, questa radio è ascoltata da una concorrenza spietata, ci sono i leghisti che ce l'hanno sempre duro anche a quest'ora del mattino, politicamente of course, ma ci sono anche quelli che non votano Lega, che votano sinistra, che però vogliono sentire un attimo cosa dice una radio contro come la nostra. Sai qual è la meditazione di questa mattina? Ditemi se ho ragione oppure no. Giuro, non sto sparando una cazzata. È forse la prima volta nella mia vita. C'è un numero di WhatsApp 3406709659. Mi dovete dire se ho ragione o no. La meditazione seria, guarda che sono serio, giuro. Non mi prende mai nessuno sul serio, cioè mi hanno messo persino a fare la rassegna stampa che dovrebbe essere la trasmissione più seria di tutta la radio e anche la più ascoltata e nessuno mi crede quando dico che sono serio. Adesso dico una cosa molto seria. Più la Lega prende meno voti, guarda che è difficile come frase, più la Lega prende meno voti e più aumenta la criminalità di questi immigrati. Quindi, se voi votate di meno la Lega, perché la moda è votare Fratelli d'Italia, cioè solo il nome mi fa venire all'orticaria, però lo so, è la moda, poi la Meloni, scherzi a parte, è brava, ci sa fare, ha un fascino politico importante. Allora, votando gli altri partiti, che cosa sta succedendo in questi anni? Ma ve ne siete accorti? Stanno aumentando gli sbarchi, sta aumentando la criminalità di questi Mau Mau. Sì, li devi chiamare Mau Mau, perché altrimenti non capite voi. Andate avanti a votare, ma io voto Forza Italia, sì, che li vuole far diventare italiani così non li cacci più. Avete capito il concetto? Mi dite se è una cazzata? Cioè, votando meno la Lega in questi anni, la Lega è diminuita con i voti, per fortuna, in una coalizione di centrodestra e sul tavolo gli argomenti ci sono, ma diminuendo i voti della Lega, gli altri dicono ma sì, facciamo sicurezza, l'autonomia, sì, la facciamo, eccetera. Non si decide nulla di forte, Vi è venuta in mente sta cosa? A me sì, sono l'unico scemo che la pensa così. Me lo dite, 3406709659. Meno si vota la Lega, più aumenta la criminalità degli irregolari. E io giuro, sono tentato di trasmettere la canzone La Padania di Sammy Varin, perché un po' di anni fa, forse 10, forse di più, feci questo errore giovanile, tutti sbagliano, ho cantato una canzone, La Padania si chiama, la trovate su YouTube, c'è anche un video divertentissimo, in cui c'è il featuring con Matteo Salvini, che a un certo punto lui canta con me: noi non vogliamo i clandestini, spiegando bene,
con questa frase, dentro in questa frase c'è tutto il mondo di cosa vuol dire essere clandestino, vuol dire fregarsene, fottersene delle nostre leggi, vuol dire essere in perenne emergenza sessuale, quindi loro sì che ce l'hanno sempre duro come fanno e cercano di violentare le nostre figlie, le nostre donne, se non le violentano le accoltellano, le derubano, insegnano ai nostri figli come si vive nelle grandi città. Certo, entra nella mia baby gang, ti faccio vedere come diventi ricco in poche settimane. Sto comiziando? Ditemi se sto comiziando, perché io mi alzo e vado via a questo punto. E fate come vi pare. Prosegue Francesco, non so, farà una selezione musicale, non so cosa possa. Dai, vado su Avvenire per farmi perdonare. Nel nome del Padre e di Avvenire, talenti dispersi. Ecco, un tempo si diceva in braccia, com'è? Braccia negate all'agricoltura, qualcosa del genere, no? Invece adesso si dice talenti dispersi. In 20 anni 817.000 italiani si sono stabiliti all'estero. Dal 2023 le uscite sono tornate su livelli record. La fondazione Migrantes riduttivo considerarla solo fuga dei cervelli. Va bene, solo il fatto di nominare Migrantes, io qua mi fermo, però il titolo principale del quotidiano, giusto. Luca Zaia, signori, sì, viene intervistato oggi su Avvenire, ma ve ne dico una che non sapete, lo intervistiamo noi oggi. Noi oggi intervistiamo in diretta Luca Zaia. Luca Zaia sarà alle 9:40 qua da noi. Intervistato da Alessandra Mori, non vi dico niente di più, però per oggi, un'anticipazione su Avvenire, Zaia, la Lega, il consenso dipende dall'identità. L'autonomia su cui ci siamo, Milano Cortina con una dote per il PIL di 5,4 miliardi, i migranti su cui difendo il rigore ma che non escludono i canali umanitari, e la Lega chi ha bisogno di anima. Oggi l'intervista a Luca Zaia su Avvenire, ma ve l'ho detto, meglio ancora se ascoltate Radio Libertà alle 9:40, Alessandra Mori in edizione straordinaria, intervista Luca Zaia. Il Fatto Quotidiano. Zelensky, l'ora più buia tra l'assedio e la ritirata. Forse si muove qualcosa? Ragazzi, non so cosa pensare, nel senso, si muove vuol dire decidere di cristallizzare la situazione a oggi, a ieri, a un mese fa, e fermare questa guerra, lasciando quei territori che la Russia pretende, perché sono ormai da decenni russofoni, cioè ci abita gente che parla russo, che pensa russo. Si decide di fare sta cosa? Non lo so. Fatto sta che ormai siamo alla disperazione, Ucraina disperata a Pokrovsk, via dalla zona di Zaporizia. Zelensky, l'ora più buia tra l'assedio e la ritirata, i nodi al pettine. Zelensky ammette situazione critica nella roccaforte. Mosca, Kiev voleva dirottare un MiG russo contro la Romania. Anche questa cosa capiremo se è vera oppure no tra qualche mese sicuramente, per scatenare una guerra a questo punto dell'Europa contro la Russia. Cioè pare che avesse pagato un pilota di un MiG russo per attaccare una base della Romania, e a quel punto scatenava la guerra dell'Europa, articolo 5, 6, 7, 8, 9, 10 contro la Russia. Sarà vero, non sarà vero? Il Fatto Quotidiano lo mette in prima pagina, altri firulì firulà fanno finta di niente. Scrivetemi ragazzi, io tra 10 minuti leggo i vostri messaggi. 340 67 09 659, no sms che ce li pubblica Ranucci, solo WhatsApp 340 67 09 659, anche Repubblica titola "I russi dentro Pokrovsk, le truppe di Mosca nella città simbolo grazie alla nebbia che acceca i droni ucraini". Lo sapevate voi che i droni sono accecati dalla nebbia? Io no,
Pensavo che ci vedessero al buio e si poteva. No, non si può. Zelensky ammette situazione difficile, ritirata da 5 insediamenti vicino a Zaporizhzhia. Insomma, la Russia avanza in Ucraina. Le truppe di Mosca approfittano della nebbia per entrare a Pokrovsk, città strategica del Donetsk assediata da giorni. L'esercito ucraino si ritira da 5 insediamenti anche nella regione di Zaporizhzhia. Il presidente ammette la situazione è difficile. Siamo su Repubblica, perché? Perché sono su Repubblica? A volte me lo chiedo anch'io. Il garante della privacy che non si dimette, il PD che dice deve lasciare sempre per la situazione Ranucci. Ma ci mettiamo Ranucci al posto suo, direi che può essere un'idea. Ci resto su Repubblica, sì, solo perché si parla di Lega, si parla di Salvini. Già da qualche giorno si sibila questa cosa, erano dei boatos, adesso forse c'è qualcosa di più vero, infatti comunque è sempre un retroscena. Il retroscena di Repubblica, pagina 4, con Tommaso Ciriaco, si intitola Le resistenze di Salvini e Giorgetti, acquisto di armi per Kiev in bilico e Crosetto annulla il viaggio negli Stati Uniti. Praticamente il ministro della difesa ha incontrato la premier in un incontro riservato. Secondo Repubblica peserebbe il no della Lega al piano PURL e i timori del tesoro per le risorse. Ma che cos'è questo piano PURL? È qualcosa che si mangia sicuramente, perché è tutto un magna magna. Il piano PURL è quello, per intenderci, che permetterebbe all'Italia di comprare dagli Stati Uniti armi da destinare a Kiev. Lo sapete, una delle clausole per sopravvivere, avere un commercio ancora con gli americani in qualche modo, dobbiamo comprare le armi da vendere poi a Kiev. Pare che Salvini, la Lega, abbia detto no, basta dare armi. E questo avrebbe messo in difficoltà la Meloni, il governo, tanto appunto che Crosetto ha deciso di non incontrare, non ci andare, insomma, dove doveva andare. Il ministro della difesa Guido Crosetto annulla la missione a Washington. Perché? Secondo Repubblica e Ciriaco, perché la Lega continua a dire no. Esatto. Il quadro può nuovamente cambiare, scrive Repubblica, ma fino alla tarda serata di ieri nulla lasciava presagire altri colpi di scena. Missione di Crosetto congelata. La ragione sarebbe da far risalire ai nodi interni che affliggono l'esecutivo Meloni, in particolare nodi che conducono fino al vertice della Lega. La prima è una motivazione tutta politica. Guarda che vi sto leggendo retroscena, cose che scrive solo Repubblica. Però, la motivazione politica risponde al nome di Matteo Salvini. Le recentissime dichiarazioni contro l'acquisto di armi da destinare all'Ucraina, e ne abbiamo fatte parecchie di queste dichiarazioni anche con Claudio Borghi, quelle registrate con fastidio dall'ambasciata americana a Roma e prontamente segnalate alla Casa Bianca, come riportato ieri da Repubblica. Non ve l'ho letto perché chiaramente avevo pietà, dicevo, ma questi sparano cavolate, invece adesso qualcosa comincia a intravedersi. Avrebbero complicato il viaggio di Crosetto negli Stati Uniti. In questa fase, infatti, l'amministrazione Trump sembra poco incline a concedere agli alleati tentennamenti, sfumature. Insomma, non bisogna tentennare, in poche parole, bisogna comprare ste armi, capito? Considera politicamente fondamentale, oltre che conveniente per l'industria bellica USA, l'adesione dei partner al PURL, quindi comprate ste armi. Lo strappo leghista, che poi il vostro strappo, cari ascoltatori di Radio Libertà, cosa mi scrivete da mesi? Basta dare armi, basta guerra. Salvini l'ha fatto capire, i leghisti in Parlamento lo hanno detto, e adesso ci stanno mettendo del loro. Quindi
Questo strappo ha messo Palazzo Chigi di fronte a una scelta: sfidare il vice premier Salvini e aderire al programma di acquisti armi gestito dalla NATO, aprendo una crepa pubblica nella maggioranza, oppure desistere a costo di assecondare il veto del Carroccio? Sono riflessioni che hanno impegnato ieri Meloni, Crosetto e il resto dei vertici dell'esecutivo e di cui ho voluto parlarne, anche se sono retroscena di Repubblica, quindi pericolosissimi, ma lo sapete il pericolo è il mio mestiere, sono James Varian. 5 minuti, scrivetemi signori cosa ne pensate, se non mi arriva una lettera di licenziamento, non mi è ancora arrivata. 340 6709 659, signori, io vado sul quotidiano La Verità, che dice davvero la verità: la TV italiana è peggio della BBC. C'era la canzone no, non è la BBC, questa è la Rai TV, emittente inglese travolta dalle polemiche, ma almeno cerca di far pulizia. Sì, da noi in Rai le pulizie le fanno soltanto le donne, gli uomini che fanno pulizie, poi se ne vanno e si riempiono le redazioni di piddini. Riguardo pandemia, Russia e ambiente, le mistificazioni sulle nostre reti in questi anni hanno superato quelle dei britannici. Però nessuno ha chiesto scusa per avere messo sul piedistallo i vari Galli e Burioni. Anzi, ora oscurano il dietrofront di Gates sul clima. Chiaramente la verità la mette sulla situazione vaccini, ma c'è molto altro di cui discutere, te l'ho detto. Se appena entri in Rai non fai vedere la tessera, o non sei gay, o non sei nero e musulmano, adesso poi arrivo alla notizia, perché praticamente stanno trovando gli amici piddini l'erede italiano del sindaco americano. Ce l'abbiamo una femmina, l'erede, che diventare un pezzo importante della sinistra e magari farla eleggere da voi qualcosa di importante. Ne arrivo. Sono sempre sulla verità. Sì, oggi sono comiziatorio, lasciatemi stare. Oggi comizias, comiziabi, comiziatum, comiziare. Il garante della privacy non si dimette, l'Unione Europea fa un altro passo per controllare l'informazione. Altro titolo della verità. Centropagina: caro Cecchettin, è una follia l'educazione affettiva alle elementari. Cecchettin ha voluto farsi intervistare ricordando la sua fondazione, la morte della sua povera figlia, e lancia l'educazione affettiva alle elementari, giustamente per prevenire violenze contro le donne di tutte le età. Siamo ancora sul quotidiano La Verità e mi sono completamente perso, ho schiacciato un bottone che non dovevo schiacciare. Ma come sei? Sammy Varina, ma perché? Ma fai queste cose? Non devi schiacciare sul bottone. Vabbè, tanto adesso c'è la pausa e quindi possiamo tranquillamente fermarci, anzi, nell'attesa della beata speranza e che mi ritornino, mi è ritornato subito, ho tempo per leggervi uno o due messaggi, assolutamente sì. Graziella: sì caro Sammy, io ti credo. Che bello quando l'ascoltatrice mi scrive credo in te, Sammy Varin. Certo, guarda, subito mi fa vedere la trasmissione di Auto da Fè. Ho riascoltato Cainarca, mi rendo conto che il mondo è terribilmente peggio di come pensavo. Dove vado a comprare la speranza che mi aiuti a credere che almeno un po' cambi in futuro? Adesso ti ascolto in radio, ecco. E poi dice: l'unica è la Lega che darebbe una svolta a questa povera Italia, ma gli italioti non l'hanno ancora capito. Graziella, quello che ho detto e ribadisco e discoriba è che, attenzione, popolo di Radio Libertà, meno si vota la Lega e più aumenta la criminalità, perché si sentono meno controllati, perché hanno meno paura di fare i loro misfatti, perché sanno di essere protetti da una certa sinistra,
da una certa magistratura. Meno voterete Lega e più aumenterà la criminalità, perché il resto del centrodestra, e ci dispiace, ma mica poi tanto, non è capace, non ha la caratura per assicurare sicurezza a questo paese. Sono le 8, andate in pace. Amen. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Allora, sbagliata collocazione, eh? Questo pezzo è da ascoltare la sera davanti al camino con un bicchierino di grappino in mano. C'è il guardiano del faro. Beh, chiaro, se fate anche il guardiano del faro e vedete davanti a voi l'infinito del mare sotto un cielo straniero. Si intitola questo pezzo. Il guardiano del faro, in uno degli ultimi album, ha fatto tante collaborazioni importantissime e particolari. Questo pezzo è suonato con Johnny Farina alla steel guitar. Lo ricorderete? Ai tempi faceva duetto con Santo e Johnny, che suonava la lap steel guitar, la chitarrina hawaiana. Ricordi indelebili per chi ha più di 60 anni, ragazzi miei, e anche per più giovinetti che magari risentono con dolcezza questa musica ascoltata dai propri genitori o dai propri nonni. Sotto un cielo straniero, il guardiano del faro con Johnny Farina di Santo e Johnny, che purtroppo non è più con noi, ma lo vogliamo ricordare con tanta emozione. Sotto un cielo straniero lo trovate anche su YouTube, con il guardiano del faro che è tornato a comporre, a suonare e sta per uscire con un nuovo album. E io, caro mio, ti trasmetto ogni settimana perché ti vogliamo bene noi di Radio Libertà. 6 minuti dopo le 8 del mattino, buongiorno da Sammy Varin, grazie per avermi acceso o di aver ritrovato la mia rassegna stampa sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Grazie a voi, popolo leghista. Tra poco parliamo di Lega e di immigrazione. Intanto un po' di messaggione al 340 67 09 659. Anche Marco mi dà ragione. Hai ragione, la Lega dà fastidio a chi in politica ragiona solo per il culto della cadrega. Palamara docet. La frase che ho detto io, di cui mi sono anche stupito perché pare che abbia detto una cosa intelligente, non pensavo mai, è la seguente: ma è vero secondo voi che meno voti date alla Lega e più aumenta la criminalità degli immigrati? Cioè questi si sentono più tutelati da un centrodestra che non riesce a imporsi sul fronte dell'immigrazione incontrollata, sul fronte della sicurezza. Perché? Perché c'è una caratura politica diversa da altri partecipanti a questa bellissima avventura politica che è questo governo di centrodestra, e non ci si impone su certi argomenti e non si fanno le leggi che bisognerebbe farle. Oddio, si fanno, ma sono annacquate da qualcuno di Forza Italia che ha altre cose in mente, strizzare l'occhio al PD sperando in qualche voto degli immigrati, a un Fratelli d'Italia che pensa soltanto ad accaparrarsi le cadreghe, appunto perché ha molti più voti della Lega, e a un PD che ora dà la colpa al governo dicendo ma come? Ma è logico, ma siete voi al governo e guarda quanti immigrati cattivi. Avete anche voi questa sensazione che dando meno voti alla Lega, e quanti di voi che mi state ascoltando avete votato Fratelli d'Italia o Forza Italia? Vergogna, vergogna, capito mi hai cosa sta succedendo? Vediamo se ho ragione o no, e vediamo cosa mi scrivete al 340 67 09 659. Ma il governo e soprattutto la Lega appoggia il tentativo degli anglo-americani di mandarci direttamente in una guerra nucleare. Caro mio, ti ho letto retroscena di Ciriaco su Repubblica, è un retroscena, ma forse veramente la Lega sta rompendo un po' troppo, forse, al governo, alla Meloni, non solo con Salvini, ma anche con Giorgetti. Giustamente dice, e Danè, ma dobbiamo spendere tutti questi soldi per le armi quando abbiamo altre emergenze qua? Sammy, giusto quello che dice, come mi piace quando mi danno ragione, e quello che pensiamo. Sui clandestini ricordo che Piantedosi è in quota Lega e non fa nulla, ma a dirlo che Piantedosi non faccia nulla non direi, ma diciamo che è molto frenato e ostacolato.
Ma diciamo che poi ci si mette chiaramente la magistratura, i giudici, anche per questo insomma che c'è un referendum da votare in primavera, dovete decidere se state con i giudici e la magistratura e quindi li liberiamo questi poveri immigrati, non li rimandiamo a casa perché hanno la tosse, poverini, oppure decidete di riformare la magistratura dando un po' di pepe in culo a questi magistrati. Anche dalle telefonate emerge chiaro escluso da quanto emerge chiaro escluso da quanti sono leghisti ciechi. I leghisti ciechi sono quelli appunto che non votano la Lega ma hanno votato qualcos'altro, la Lega Lombarda Alpina, ci facciamo le leghe, certo, e quello serve come? Sì, serve a fare contento il PD. Se è vero che la Lega ora si oppone alle armi a Zelensky, occorre urlarlo al popolo che aspetta questo. Se lo urliamo al popolo, Maurizio, quelli al governo con noi ci dicono ma prego, quella è la porta, che ce l'hanno già detto altre volte in altre occasioni. Piano PURL per armi ucraina, meno male che c'è la Lega contraria, finalmente qualcuno si fa sentire decisamente. Sono boatos. Un applauso alla Lega, basta buttare soldi per dare armi all'Ucraina, bravissimi Salvini e Giorgetti. Prodi guru? Ma se quando parla mi sembra di sentire un'omelia, ti fa addormentare, vero Pietro? Ma proprio per questo, il sonno della mente genera mostri. E il mostro sta arrivando, attenzione, no, non è il soldato russo, voi che mi seguite in mezzo alla nebbia, so che vi è venuta paura, dici cazzo, adesso mi sbuca un soldato russo che ha sbagliato strada. Vai, oggi ci divertiamo, avete capito che avete un Sammy molto in forma, Francesco si è alzato e se n'è andato, vuol dire che sono in forma, certo. Andiamo avanti con la rassegna stampa, perché questa pur dovrebbe essere una rassegna stampa. A questo punto io ritorno sul quotidiano La Verità, la titolazione principale era questa: la TV italiana è peggio della BBC, ma sotto in centropagina si parla delle borseggiatrici che si fanno 2.500 euro al giorno e noi ci chiedevamo se chi guadagna 2.000 euro al mese è ricco. Più del 90% dei calciatori, tanto per, è vero. Venezia, giovani rompicchiate dalle più anziane se non raggiungevano la cifra. Oggi ne parla solo il quotidiano La Verità, che parla chiaramente anche di commissione Covid, altrimenti non ci bloccano oggi su YouTube. PD e 5 Stelle assaltano il PM che accusa Conte. In commissione hanno provato a imbavagliare Chiappani, che indagò per epidemia colposa. PD e 5 Stelle si scagliano contro l'audizione in commissione Covid di Antonio Chiappani, il procuratore di Bergamo, che indagò Conte e Speranza per epidemia colposa. Impazziscono quando cita l'articolo 40 del codice penale. Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Siamo sul quotidiano La Verità e visto che fate i bravi, qualcuno mi scrive che è andato già in posta a quest'ora, ma trovi chiuso. Conto corrente postale 37671294, grazie a chi è chiuso fuori dalla posta, aspetta che apra, lì ve li beccate tutti i marocchini chiaramente, ma quando entrerete, un sospiro di sollievo, vado a dare una mano a Radio Libertà. Conto corrente postale 37671294 per respirare un po' più di aria di libertà. Intestato a Radio Libertà a Milano, contributo volontario la casuale, casualmente la causale, e aiutate Radio Libertà, magari per Natale, vi avanzano quei 50 euro. Grazie. Siamo sulla Verità, vi dico cose che gli altri non dicono. Sul fronte sanità emiliana, veramente questa è una notiziuola che sta girando in questi giorni anche su quotidiani di sinistra. Perché? Perché il governatore dell'Emilia Romagna, Michele De Pasquale, che salutiamo ossequi, se la prende con i meridionali che si curano sulla sua regione. Mentre il governatore piddino De Pascale si lamenta che troppi meridionali si curano nella sua regione, mazza se l'avessimo detto noi, il buco lasciato dagli extracomunitari di Emilia Romagna sale a 1 milione di euro, che non sarà
mai riscosso. Signori, piatto ricco, micifico, oggi già che siete in posta aspettate che apra per fare un contributo volontario a Radio Libertà, poi passate in edicola e comprate La Verità. Jessica Guidi parla di questo ennesimo scandalo che io, insomma, se foste meridionali mi offenderei, cioè questi preferiscono curare gli immigrati piuttosto che voi meridionali. Venite in Lombardia, vi apriamo le braccia, però votate Lega, bastardi. Scherzo, dai, ma non si può neanche ridere, non si può neanche ridere. Vado ancora a pagina 5 del quotidiano La Verità, un'altra notizia che appare poco, anzi nulla. A Bruxelles torneranno i trattori. Politiche agricole presa in giro. Coldiretti catechizza gli eurodeputati e annuncia proteste contro il bilancio per la PAC. E la foto di Ettore Prandini alla guida di Coldiretti. Ma quando è che lo si candida questo? L'accusa è pesante, scrive oggi Carlo Cambi, che ascoltate spesso e volentieri su queste frequenze. Ursula von der Leyen affama l'Europa. Ed è pure provata l'accusa secondo Coldiretti, che annuncia da dicembre riporteremo la contestazione a Bruxelles. I trattori marciano di nuovo su Palazzo Berlemonda. Ad annunciarlo è il presidente dell'associazione Prandini, e l'articolo poi prosegue perché così non si va avanti. Il bilancio per la PAC è togliere l'ossigeno agli agricoltori. In più c'è pure la situazione Mercosur, ragazzi. Lo so che state guardando gli scaffali dei supermercati, non vedete l'ora di vedere un bel pollo a 50 centesimi, lo so, ma chissà cosa ci sarà dentro quel pollo. Arriveranno tutti i prodotti dal Sud America. Il miele, ragazzi, sono stato in Sardegna, c'ho la casa piena di miele, sembra la scena di Fantozzi, sai, che apre tutti quanti gli sportelli e c'ha pane da tutte le parti. Io c'ho miele sardo da ogni parte. Tra poco ci sarà quello brasileiro, il miele brasileiro con dentro le schifezzeiro brasileiro a pochi centesimi, tutto per l'accordo con il Mercosur, che farà in modo che però gli esporteremo qualche cosa anche noi. Cosa li vendiamo? Ma andiamo avanti, santa polenta. Grazie a chi mi sta scrivendo al 340-6709-659. Siete dei pazzi, è chiaro, siete dei pazzi a scegliere Radio Libertà, ma per fortuna siete in tantissimi, tanti gruppi d'ascolto che si trovano a bere il caffè la mattina ascoltando Sammy Varin, ma anche al pomeriggio ho scoperto, sì, perché poi si va su YouTube o su Facebook, si cerca Radio Libertà e si riascolta questo che è una rassegna stampa, tra virgolette, è un programma, qualcuno dice anche demenziale, è un format, un modo di fare programma che nessuno ha mai osato fare, perché il simbolo della rassegna stampa normalmente è la sobrietà, la serietà, cose che qui non vengono assolutamente prese in considerazione. Ma io vi porto ugualmente sul Corriere della Sera. Vuoi che non ve lo leggo? Ucraina, l'assalto russo, e Zelensky che ammette la situazione è difficile. A Povros 300 soldati di Mosca avanzano nella nebbia. Kiev arretra da sud, ok? Attenzione, di spalla sul Corriere una notizia che non parla, cioè che non viene trattata, non viene estrapolata su altri quotidiani. Federico Rubini scrive: imprese, un caso, i fondi del PNRR dirottati per la manovra. Sono 11 pagine di 94 visto e considerato, ciascuno un oscuro rimando ad altre norme. Poi un decreto di appena 8 righe del Ministero delle Imprese con una sola parola chiara: indisponibilità. La sostanza è il caos. Migliaia di imprese rischiano di perdere incentivi stabiliti per legge per almeno centinaia di milioni di euro. Poco importa che sulla base di quella promessa esse abbiano già acceso debiti in banca e speso altrettanto. Ne parla oggi soltanto il Corriere.
che parla anche dell'allarme sui minori, consumi di psicofarmaci raddoppiati dal 2016. E poi Vaticano, il passato di Leone XIV, baseball, bici, baby gang, il film sulla vita del Papa per le strade di Chicago. Ancora dalla Calabria parla la vittima di un gruppo di ragazzi. Denunciai lo stupro, sono stata abbandonata da tutti. Ha denunciato i suoi stupratori e ora vive nascosta in una località segreta. Mi dicevano sei pazza, ammazzati. Mi hanno insultata, minacciata, picchiata, frustata. Ma io sono qui, racconta, 22 anni, calabrese. Piuttosto che vivere nella menzogna avrei preferito morire. Quella non era vita, era morte in vita. Ne parla oggi il quotidiano Il Corriere. Vado avanti. Vertice di governo sulla manovra. No a Salvini sulla rottamazione. È Giorgetti che dice ogni proposta deve avere copertura, allarme della FIEG, mancano risorse per l'editoria. Salvini voleva aumentare questa rottamazione, ampliarla anche ad altre categorie, per il momento non se ne parla. Federico Rubini prosegue il suo articolo all'interno del Corriere, lo stop al piano transizione 5.0 ai fondi del PNRR dirottati, si apre un fronte per le imprese. Parte dei finanziamenti sarebbe destinata alla legge di bilancio per chi vuole approfondire. Ma noi approfondiamo girando ancora il Corriere. Come vedete giro molto velocemente, sono già a pagina 15, non vi voglio assolutamente torturare coi soliti argomenti, ma a pagina 15 si parla di Vannacci e Fico nella stessa pagina, che è quasi veramente una cosa orripilante. Sul fascismo non mi pento, Vannacci insiste dopo la bufera, nessun daspo contro di me. Sulla sinistra. A destra le regionali in Campania, Fico e il caso del Gozzetto. Fratelli d'Italia all'attacco, lui fanno ridere. Chiaramente il caso del Gozzetto, questa barca di Fico che ha ormeggiato, tutto normale, lecito, però adesso sono cambiate le cose, non è più presidente della Camera, e solo i 500 euro all'anno per parcheggiarla così, insomma il disco orario e tutte e le polemiche ci sono. Dalla parte di sinistra, Vannacci, vice segretario federale della Lega, eurodeputato, che da qualche giorno sta facendo nuovamente parlare di sé per aver riscritto la storia del fascismo in un post, ricevendo per questo il plauso del pronipote del Duce, ma sollevando l'imbarazzo anche di Matteo Salvini del centrodestra. Vannacci non fa dietrofront, non faccio mai passi indietro, ha detto ieri da Napoli, dove l'ex generale ha partecipato a un'iniziativa della Lega Campania in vista delle regionali. Vi sto leggendo, insegui la Lega, tanti appuntamenti perché si vota ormai tra pochissimo in Campania, in Puglia, in Veneto. È bastato mettere in cronologia dei fatti storici incontrovertibili, ha aggiunto Vannacci, per suscitare un polverone incredibile. E la cosa mi fa piacere, vuol dire che tanta gente è appassionata di storia. Le parole di Vannacci sul fascismo, secondo cui la marcia su Roma non fu un colpo di Stato, ma poco più di una manifestazione di piazza, e le leggi razziali furono comunque approvate dal Parlamento, hanno in effetti sollevato una tempesta di reazioni, anche nel suo stesso partito. Ieri è stato il governatore leghista del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a prendere le distanze. Le leggi razziali sono state una vergogna, uno dei più grandi mali del nostro paese. Su questo bisogna usare parole nette, non usare giustificazioni né giochi di parole o di ragionamento per cercare di mascherare la realtà. E poi c'è la comunità ebraica e gnigniro gnegne. So che a voi leghisti non ve ne fotte assolutamente niente, però giustamente Vannacci ha trovato un altro angolino bello grosso per far parlare di sé, anche se io fossi in lui insisterei su argomenti che riguardino un po' il presente e non il passato, ma è un mio pensiero personale. Oggi magari ne parlerà anche Luca Zaia, lo sapete che lo abbiamo qua, tra poco più di un'ora c'è Luca Zaia in diretta su Radio Libertà, ore 9:40 con Alessandra Mori. Direi che è il caso di lasciare accesa la radio. Vado avanti, certamente, dopo il fascismo di Vannacci, il Gozzetto di Fico, questa più
leggera come notizia, ma mi piace. Marco Cremonesi annuncia che alla buvette, dove andiamo tutti noi, chiaramente almeno una volta al giorno, la buvette della Camera e del Senato, debutta il gelato artigianale. Wow! Solo 6 gusti, ma a coppe in ceramica. La novità è stata voluta da un deputato meloniano. 2 palline, e che palle, costano 3,5 euro, quindi diciamo che come prezzo siamo abbastanza allineati. La differenza è che non te la danno sul cono, mica perché dopo ti sporchi la giacca, non te la danno nella coppetta di cartone, ma no, te la danno in una bella coppa in ceramica. E Marco Cremonesi, che aveva tempo da perdere, è andato a intervistare i vari parlamentari chiedendo cosa ne pensano del gelato artigianale alla buvette. Il più contento è stato il deputato leghista Gianangelo Boff, 50 anni, perché lui è già titolare di una gelateria e quindi ha potuto dire un suo pensiero serio, importante sul gelato. Insomma, ha detto che è buono. Vedete che argomentazioni importanti che vi porta oggi Sammy Varin. Per fortuna, sempre sul Corriere, a pagina 21, c'è l'intervista a una delle vittime di Seminara. Io violentata e ricattata dai ragazzi del paese, adesso devo difendermi anche dai miei fratelli. Una bruttissima intervista di questa 22enne che ora vive in una località segreta. Una zia la frustò, ora ha il braccialetto. Ad altri familiari il divieto di avvicinamento. Ma quello che cerchiamo noi è in taglio basso. Sul fronte migranti, signori, ci sono novità. L'Unione Europea riconosce la pressione e non è la pressione che mi sono dimenticato di provarla questo weekend, la pressione dei migranti, quello che vi dicevo io, abracadabra, abravarin, cioè meno votate la Lega, più aumentano gli immigrati. Se no te lo devo dire io a Francesco, ma te ne sei accorto? Ti sei messo a fare pugilato, altrimenti c'ha paura a girare per Milano, e a Roma ste cose non succedono. Sì, se stai in giro a Stazione Termini ti ritrovi sdraiato su un materasso pure te, ma a Milano ste cose, Brunner, ma rispettate gli obblighi del nuovo patto. Fitto, sistema equo. Ragazzi, qualcosa si muove sul fronte migranti. Alla fine, quasi tutti gli Stati membri, 20 su 27, la Commissione europea ha riconosciuto di stare vivendo una qualche pressione migratoria, cioè vuol dire che non è solo una percezione. Mi viene da piangere. È un dato, adesso che siamo nella merda, no? Se ne è accorta anche l'Europa. È un dato politico rilevante, scrive Francesca Basso del Corriere. Oh, complimenti. Ma l'Italia, insieme a Spagna, Grecia e Cipro, è nel gruppo a cui viene riconosciuto un livello sproporzionato di arrivi nell'ultimo anno. E dunque i 4 possono fare richiesta di accedere al nuovo strumento di solidarietà previsto dal patto per la migrazione quando entrerà in vigore a metà del prossimo anno. Ci arrivano i soldi, piccioli, Dane! Il nuovo sistema europeo, quindi li faremo vivere meglio questi migranti. Il nuovo sistema europeo di gestione della migrazione garantisce che nessuno Stato membro sia lasciato solo ad affrontare pressioni sproporzionate, ha ricordato il commissario UE agli affari interni Brunner. L'Italia ha diritto al meccanismo, ci piacciono i meccanismi di solidarietà sulla migrazione, ma deve anche rispettare l'obbligatorietà prevista dal patto. Ma le verifiche saranno sul nuovo patto e non sul passato. Scordiamoci il passato. Per il presidente Fitto un sistema più efficace, equo, sicuro. La Commissione ieri ha anche presentato il primo pool di solidarietà con i numeri dell'aiuto che gli Stati membri negozieranno in seno al Consiglio, base di partenza un minimo di 30.000 ricollocamenti, 600 milioni di euro di contributi, 20.000 euro per ogni migrante non accettato. Il negoziato sarà duro. Gli Stati potranno scegliere tra il ricollocamento sempre facoltativo, mi viene da vomitare, un contributo finanziario compensativo, e ci ho detto, ci riempiranno di soldi e che andranno poi a queste bellissime associazioni che mantengono gli immigrati, un sostegno alternativo attraverso, un esempio, la fornitura di personale per gestire le operazioni di frontiera. I paesi destinatari dei movimenti secondari sono stati riconosciuti a rischio di pressione migratoria.
migratoria. Belgio, Bulgaria, Germania, Estonia, Irlanda, Francia, Croazia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia e Finlandia. Dov'è l'Italia? Oltre all'Italia, dice. Dunque potranno far valere questa condizione quando dovranno calcolare la solidarietà da offrire, potranno computare l'accoglienza che già offrono. In più avranno accesso prioritario agli strumenti di solidarietà. C'è poi una terza categoria che riguarda i paesi che si trovano a affrontare una situazione, ecco, noi siamo tra quelli, una situazione di maggior valore di migratorio significativo a causa delle pressioni degli ultimi anni, e qui appunto c'è anche l'Italia. Fatto sta che ci arriveranno soldi per mantenere gli immigrati. Dice, ma dove cazzo è la buona notizia? Silenzio! Arriva, state tranquilli che arriva. Sempre cosa vi aspettavate dal Corriere? Da ragazzina lo vedevo a drive-in, mia madre temeva i suoi 20 anni in più, scrisse io uccido senza un appunto, la trama ce l'aveva già tutta in testa. Bella intervista oggi alla moglie del grandissimo Giorgio Faletti. Giorgio Faletti raccontato dalla moglie Roberta. La malattia ci legò ancora di più, si isolò dagli amici per non farli soffrire. Oggi sul quotidiano Il Corriere. Ultimissima segnalazione prima della pausa, pagina 29, sono arrivato fino alla posta di Aldo Cazzullo. Vannacci dice in modo esplicito quello che pensano in tanti, signori. Lo dice Aldo Cazzullo oggi nella pagina della posta del Corriere, pagina 29. Ditemi un po' se non è vero, a parte le menate sulla decima mas e il fascismo, eccetera, ma sulle altre argomentazioni ci siete o non ci siete con Vannacci? Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Regime di alta pressione sull'Italia, temperature senza particolari variazioni, sempre ben sopra la media specie in montagna. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento quasi ovunque, eccezione fatta per addensamenti sulla Val Padana, in Liguria e sulla Toscana, ma senza conseguenze particolarmente degne di nota. Nel pomeriggio sono attese poche variazioni, da segnalare solo isolata pioviggine sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche, cari amici di Radio Libertà, allora siamo pronti, l'olio nuovo sta scendendo dal frantoio, un momento importante, e anche le confezioni di Natale sono praticamente pronte. Le potete trovare, tenete d'occhio il sito olioacerbis.com, oppure per informazioni chiamate 030 68 40 408. Insomma, a Natale, se volete fare un regalo bello, dopo se uno vuole regalare il ciondolino, la berrettina, alienarsi perché cosa gli regaliamo? No, perché la scarpina che canta e la calzina che fa le feste l'abbiamo già regalata l'anno scorso. Insomma, seduti, chiamate 030 68 40 408. Regalate olio Acerbis e specialità gastronomiche Acerbis, che non si trova nei negozi. Chi riceverà o la confezione da 50 euro, da 59, da 75 o da 79, o la latta bellissima da 5 litri, e assaggerà questi prodotti, specialmente chiaramente l'olio, vi chiamerà e vi dirà: guarda, mi hai fatto un regalo bello. Fosse anche la confezione Stella che costa 50 euro, regalate genuinità, italianità, e sempre presente come prima cosa la poesia in pergamena per dare un senso importante a questa festività. 030 68 40 408. Chiamate e informatevi sulle nostre confezioni natalizie Acerbis 2025. Qualcosa di unico, di bello, di italiano e di genuino. Oppure olioacerbis.com. Grazie, alla prossima.
giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Benvenuto Mr. Swing, dall'America arrivato. Benvenuto Mr. Swing, che notizie m'ha portato. Oggigiorno credo pure il Boogie Woogie non è più una novità. M'hanno detto che laggiù Frank Sinatra l'han fischiato, Kevin Crosby diverrà presidente del Senato. Se sono vere queste cose, caro amico, sono proprio novità. Qui van Giamatti per il ripo e cantano tutti Hey Baberiba, hey Baberiba. Benvenuto Mr. Swing, lei sarà meravigliato di saper che pure qui piace tanto il sincopato. Nelle prossime elezioni voteremo tutti quanti per lo swing. E qui van Giamatti per il ripo e cantano tutti Hey Baberiba, hey Baberiba. Benvenuto Mr. Swing, lei sarà meravigliato di saper che pure qui piace tanto il sincopato. Nelle prossime elezioni voteremo tutti quanti per lo swing. No, guarda, oggi sono di buon umore. Oggi sono di buon umore. Poi sentendo questa musica, benvenuto Mr. Swing di Fidanza Jazz Combo. Signori, siamo nel 1953 con Natalino 8. Un pezzo inserito nell'ultimo album che si chiama No Jazz dei Fidanza Jazz Combo, appunto un omaggio a Natalino 8 che i più giovani manco sanno chi è, ed è il caso di ricordarlo ai nostri figli, ai nostri nipoti. Ci pensa Sammy Varini in questo programma interrotto ogni mezz'ora solo da artisti indipendenti. Sono di buon umore, spero di aver messo anche voi oggi di buon umore, anche nonostante la nebbia e i soldati russi che entrano con la nebbia. Il mio motivo per cui sono di buon umore è, anzi lo dico, Francesco, prepara il jingle di Gabriella Monti, perché il primo motivo è questo: è in arrivo Gabriella Monti. Non oggi, ma mercoledì prossimo il promo della trasmissione Mi ritorni in mente di Gabriella Monti. Perché Gabriella Monti, adesso vi dico la verità, gli ho rotto le balle così tanto, ma io l'ho fatto perché voi avete rotto le balle a me, capito? Cioè, in migliaia di ascoltatori mi hanno scritto in questi anni: ma lei è una politica così, la fa così la sua politica musicale, cioè fa una trasmissione per anni, poi sparisce per qualche annetto e poi ricompare quando proprio avete perso la speranza. Torna Gabriella Monti mercoledì prossimo alle ore 11. Non ci credete? C'è anche il jingle. Fammelo sentire, Francesco.
Da oggi finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni regolari, come deciso dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Cambia il giorno, cambia l'orario per la nostra Gabriella Monti con Mi ritorni in mente ogni mercoledì dalle ore 15 solo su Radio Libertà. Bacini, bacetti, baciotti. Certo, ma certo, bacini anche con un po' di linguetta, esageriamo, no scherzi, siamo contenti. Gabriella Monti ritorna in diretta dagli studi di Radio Libertà tra una settimana esatta, mercoledì prossimo alle ore 15, fa una trasmissione anni 60, 70, 80 che si chiama Mi ritorni in mente, dediche e richieste, guarda un po' quelle delle vecchie radio libere. Il secondo motivo per cui sono felice, oltre chiaramente ad avere davanti a me un regista come Francesco con 40 anni di esperienza che ultimamente adora fare questo mestiere la mattina presto, è che oggi arriva Luca Zaia alle 9:40 e vai! Luca Zaia intervistato da Alessandra Mori oggi ore 9:40 su questo canale. E poi tanti WhatsApp per dare un pensiero a quello che vi sta raccontando Sammy Varin dai quotidiani. Il numero per inviare messaggi, solo WhatsApp, no SMS che Ranucci ce li pubblica, è 340 6709 659. Sta succedendo qualcosa? Secondo alcuni quotidiani, tra cui Repubblica, la Lega sta un po' rompendo troppo sul fronte armi a Kiev. Pare insomma che metta un po' nei problemi il governo. Crosetto che non andrà negli States per non fare brutta figura, perché insomma un vice premier che fa capire che adesso basta comprare armi per Kiev. D'altronde bisogna comprarle, perché altrimenti l'America si incazza. Comprarle dall'America chiaramente per rivenderle a Kiev. E anche sul fronte immigrazione, signori, qualcosa sta cambiando. La Lega ha pronto un pacchettonzolo bello potente che farà incazzare ulteriormente la sinistra e i magistrati, ma tanto loro le leggi non le rispettano, loro le disabilitano praticamente, e soprattutto all'interno del centrodestra ci sarà qualcuno che avrà qualcosa da dire, secondo voi? Fammi leggere qualche messaggio. Mi dispiace, il rapporto Lega e sicurezza non è sempre vero. Se ci sono leghisti troppo moderati non funziona, bisogna cercare persone giuste. Caro ascoltatore, ma è logico che cioè i leghisti, la Lega parla attraverso tante persone, ognuno parla con corde diverse, con frequenze diverse, come nelle radio appunto. Bisogna trovare la frequenza giusta per colpire più persone, far capire a loro qual è il problema. Certo è, la mia tesi, ditemi se sbaglio, meno si vota la Lega e più aumentano i crimini degli immigrati. Ditemi se sbaglio, signori. Inviatemi un WhatsApp al 340 6709 659 e fate mea culpa perché avete votato qualcos'altro. E come vedete la situazione è completamente fuori controllo. Ciao Sammy, tu ce l'hai ricordato e oggi io e Carla abbiamo dato il nostro contributo alla radio. Silvio, I love you! Hai visto Silvio? Ti faccio tornare Gabriella Monti, oggi c'è Luca Zaia, è tornato anche Giulio Cainarca dalle vacanze. Cosa volete di più? Aiutate Radio Libertà e fatevi sta coda fuori dalle poste. Conto corrente postale 3767 1294. Per Natale vogliamo da voi un apporto, cioè io voglio che quando scende Franzini, che è il nostro amministratore, sia un po' più allegro, è sempre triste, imbronciato, a volte piange, cerchiamo di farlo scendere un po' più felice. Sto scherzando, ma mica tanto. Sono pienamente d'accordo con te Sam, meno voti Lega e più aumenta la criminalità e l'immigrazione selvaggia. Se la Lega prende veramente non per finta per fare i loro interessi elettorali questo indirizzo, vado a votare e la voto. Ma certo, ma te lo dice Sammy Varin, mica sono lo sveglione che fa drin drin, e come no. C'è anche un messaggio audio, sentiamolo, che dice? Saluta e chiede
come si fa ad avere la spilletta della Lega? Che io la sogno da anni, ma qui a Roma non si trova mai. Grazie, resto in attesa di risposta, ascolto per radio. Ma non ci posso credere che non trovi la spilletta a Roma. È chiaro che devi avere coraggio, devi avere coraggio. Significa, quando vedi un banchetto della Lega ti devi avvicinare e non lo devi guardare da lontano con invidia dicendo loro hanno la spilletta di Alberto da Giussano e io no. Ti devi avvicinare e devi chiedere a loro, molto spesso ce l'hanno loro, altrimenti ti dicono come averla. Chiaro, se venite a Milano, via Bellerio 41, dove trasmettiamo noi, sopra c'è il Federale e c'è anche la possibilità di trovare qualcosa, ma ogni sezione della Lega ha la sua produzione propria, artigianale, di spillette con l'Alberto da Giussano. WhatsApp al 340 6709 659, ok? Ok, grazie, siete in tantissimi, dei pazzi, mi scrivete come matti, io ho uno stuolo di ascoltatori giganteschi. Come i putiniani, sostegno da sempre, non era meglio collaborare con la Russia, vedi alla voce Berlusconi. Sono messaggi un po' complicati. Si vota Lega e poi ci pensa il presidente e la magistratura a annullare le leggi, ma per favore, vero, serve un cambio generale di tutta la cassa maleodorante classe politica. È vero, Marco, però il cambio lo puoi avere, però se comunque poi non ci sono risultati, e solo la Lega ti può dare i risultati, perché abbiamo il pugno, diciamo che abbiamo l'esperienza sul fronte sicurezza, sul fronte immigrazione, diciamo che non ci sono pivelli, perché molto spesso la classe politica che abbiamo è fatta da pivelli della politica, moscioni della politica. Basta moscioni nella politica, va bene questa frase? Lo dico ai colleghi giornalisti. Volete farmi il lancio di agenzia? Sammy Varin, basta moscioni nella politica. Santa polenta, ragazzi miei, santissima la polenta. Ancora WhatsApp al 340 6709 659. Chissà perché per il periodo storico del fascismo non si usa il mantra del Papa Buono. Guardiamo ciò che ci unisce, non ciò che ti divide. Aspetta e spera. Ma dai, ci serviva Cazzullo per ricordarci delle ragioni di Vannacci? Chi ha dubbi legga il mondo al contrario. È vero, Monica? Assolutamente sì. Vannacci, se ne dici 99 giusta e ne sbagli una, secondo te il nemico quale guarda? È l'unica che sbagli. Anche Salvini in passato è caduto in queste ore, ora è molto più parsimonioso. Forza Lega e sveglia leghisti. È vero, ma Salvini ha detto quella frase al comizio giù in Puglia, fuori dalle palle i clandestini che commettono reati. E anche questa, ragazzi, mamma mia, ha fatto alzare qualche sopracciglio ai benpensanti, non solo di sinistra. Salvini che dice queste cose, e io pensavo fosse diventato uno di noi. Insomma, col cavolo, Salvini non diventerà mai uno di voi. Ritorno oggi sui quotidiani. Quanta pazienza, ma sono contento perché a ogni azione corrisponde una reazione. Oggi siamo sul quotidiano Il Giornale, che è l'unico che mette in pagina la vicepresidente della Toscana. No, non è l'unico che ne parla, perché lei, la nuova stella del PD, la nuova vicepresidente della giunta regionale toscana, è naturalmente nera. Mia Diop ha solo 23 anni, ma fa politica nel Partito Democratico da quando era ancora minorenne, eppure per questa novella Schlein sono già diversi gli scheletri politici nell'armadio. Tan, da, da, da. È il titolo principale in taglio alto del Giornale, l'unico che dice cose, anche gli altri dicono cose sulla Diop, ma il Giornale dice cose che gli altri non dicono. Bada ben, dagli slogan pro Hamas alla casa occupata dal padre per 20 anni. Ragazzi, questa è la tipa giusta da candidare nel PD. È diventata vicepresidente della regione toscana, ma questa ha un futuro, ragazzi. Allora, la casa occupata è di sinistra,
è nera. Spero anche che abbia dei diversi gusti sessuali e che sia musulmana, ma più di così cosa vuoi, ragazzi? Abbiamo trovata la nuova leader del PD, altro che la ricchissima Schlein, ma per favore, ci arrivo. Le bufale antiriforma su Falcone e Borsellino, il falso video di cui parla il Fatto sulla divisione giudici PM, dove la mettete? Circo delle bufale sorri sul Fatto Quotidiano, che voi chiamate anche falso quotidiano. La corsa a tirare per Falcone e Borsellino, che sono morti da un pochettino. La confessione, il ritorno in TV di Sgarbi, la verità su mia figlia. E poi Coldiretti contro l'Europa. Von der Leyen ci affama. L'agricoltura torna a essere terreno di scontro in Europa. Coldiretti alza la voce contro la Commissione e richiama i trattori in piazza. Giù la maschera di Luigi Mascheroni parla della classica musica, ma soprattutto della musica classica di chi? Di Beatrice Venezia. Ancora una volta scioperi, manifestazioni e ormai, dice lui, non è chiaro sta cosa, ma è lei che non è capace o è lei che non ha la tessera del PD? Se no, Venezi, ma fai questo esperimento, prendi la tessera del PD e vediamo cosa succede, perché è il problema che si ha in tutti questi posti, sai, anche in Rai soprattutto, o in certe altre radio. Se non hai certe tessere, se non hai certi gusti sessuali, se non sei particolarmente nero, non ci entri, o se ci entri ti mettono in un angolino e non puoi dire neanche bah. Ti immagini dirigere un'orchestra? Se ne parla oggi sul quotidiano Il Giornale, che io penetro immediatamente perché a eccitarci moltissimo ci sono i guai della nuova Schlein. A pagina 6, mia Diop, 23 anni, neo vicepresidente della Toscana, si trova subito nella bufera. Ve lo racconta soltanto Massimo Malpica, pagina 6 del Giornale. Perché? Perché il padre Mbaye, ex tesserato PD, chiaramente, ma anche io, scusami, sono andato ad abitare a Cassano Magnago, dove è nata la Lega, Umberto Bossi, ho sposato una leghista e mi sono informato che tutta la famiglia fosse assolutamente leghista, ma è chiaro, ai elettori della Lega allora ho detto sì, ti sposo. Sto scherzando, ma il padre di questa signorina molto carina, ex tesserato PD, ha occupato per 20 anni un alloggio popolare a Livorno senza mai pagare l'affitto. E poi la tardiva retromarcia su Hamas dopo il 7 ottobre? Sorridente, giovane, brillante in carriera. La nuova vicepresidente della giunta regionale toscana, Mia Diop, ha solo 23 anni, ma fa politica nel Partito Democratico da quando era ancora minorenne. Piccole Salis crescono. Peccato che adesso il PD sia soltanto a sinistra. Livornese ma di origini senegalese, studentessa di scienze politiche. Mia ha visto salire le sue azioni nei Dem da quando al Nazareno è arrivata Elly Schlein. Anche se Ricoletto l'aveva già voluta ventenne nel comitato costituente del nuovo PD, è stata la neosegretaria 2 anni fa a chiamarla nella direzione nazionale del Partito Democratico, e sempre Elly, dopo il voto toscano, avrebbe caldeggiato con Gianni il prestigioso incarico per Diop, vicepresidente. D'altra parte, la giovane politica toscana incarna il credo della nuova generazione schleiniana tra freschezza e interculturalità, ma la sua ascesa lampo insieme ai record anagrafici porta con sé anche qualche episodio del passato che ha fatto discutere anche all'interno dello stesso PD. 2 anni fa il primo inciampo, come sovente capita, avvenuto via social. Mia, un paio di giorni dopo l'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre, pubblica una storia su Instagram, sempre dalla stessa parte, scrive, accompagnando la frase con immagini di bandiere palestinesi. Grazie all'associazione Livorno-Palestina per tenere viva l'attenzione sulle condizioni del popolo palestinese, per Khaled e tutti i prigionieri politici detenuti illegittimamente. L'esponente PD pubblica anche l'immagine di un'altra bandiera con su scritto antifascismo, antisionismo. Scoppia la bufera anche nel
nel suo stesso partito. Il vice del PD livornese Quintavalle, che è anche membro della comunità ebraica della città labronica, si indigna e lei si difende, spiega che il post era relativo a una manifestazione a cui aveva partecipato il 7 ottobre per la liberazione dello studente italo-palestinese Al-Kaisi e parla di strumentalizzazione inaccettabile, pur se si ricorda di condannare senza se e senza ma l'attacco di Hamas solo in occasione del chiarimento dopo le polemiche sollevate dalle sue storie, nelle quali attentato già conclamato, se n'era invece scordata. Da allora fino a oggi non risultano dalle cronache o dai social altre dichiarazioni sulla questione palestinese, nonostante la guerra e il tanto sangue versato. A novembre, sempre 2023, il suo nome era poi tornato sui media per una polemica che la riguardava indirettamente. Fuori dal coro, il programma di Mario Giordano su Rete 4 scoprì che Mbaye Diop, a lungo leader della comunità senegalese di Livorno e padre di Mia, pure lui con un passato da tesserato Dem, aveva occupato per 20 anni una casa popolare a Livorno senza pagare l'affitto e accumulando con il comune un debito di oltre 27.000 euro. Ok? Il papà della vice presidente della Toscana. Interpellata sulla questione dall'inviata del programma, Mia Diop scaricò il genitore. Ho visto servizio, non ha rapporti con quell'uomo, non ha mai vissuto in quella casa con mio padre, chi sbaglia paga, per poi affondare il colpo. Se avessi saputo probabilmente sarei stata la prima a denunciare, per poi chiarire. La colpa dei padri non deve ricadere sui figli, non si sceglie da chi nascere, al massimo si può scegliere di diventare persone migliori, tutto giusto, anche se alla luce di quell'evento fa un po' sorridere quanto scritto ieri dalla neo vicepresidente su Instagram. La mia generazione vive tra affitti impossibili, lavori precari, genitori verso cui non si vuole pesare ma da cui non si riesce a staccarsi. Ne faccio parte anch'io. Lei però da quel padre e dal suo affitto impossibilmente basso ha saputo staccarsi, e come? E c'è anche il riquadro di Alessandro Morelli, appunto, che parla sui suoi social di questa notizia. Mbaye Diop, ex esponente PD molto noto nel livornese e padre di Mia Diop, membro del direttivo del Partito Democratico e volto nuovo del Rushline, occuperebbe una casa popolare da 20 anni senza pagare l'affitto, nonostante i look non certo a buon mercato sfoggiati sui social. Così ha pubblicato Alessandro Morelli e così oggi si legge a pagina 6 del quotidiano Il Giornale. Mia Diop, 23 anni, il nuovo volto. Chiaramente guardiamo all'America, ragazzi, il nuovo sindaco del PD deve essere nero, musulmano, gay friendly e cos'altro. E lo stiamo cercando. Cercasi musulmano per farlo sindaco. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Le pregiudiziali ascoltate oggi, come purtroppo già avvenuto in Commissione Cultura, mostrano un quadro, rappresentano l'ennesimo tentativo di strumentalizzare e ideologizzare un provvedimento nato da un'esigenza concreta, che è quella di rafforzare l'alleanza tra la scuola e la famiglia, promuovendo un dialogo costante e una collaborazione reale, che sono i pilastri della strategia educativa della scuola. Il disegno di legge in esame non limita la libertà di insegnamento e non comprime l'autonomia scolastica, a meno che qualcuno non voglia comprendere nella missione educativa elementi che non hanno nulla di pedagogico e molto di ideologico. Al contrario, pone dei principi fondamentali in relazione con un altro diritto, quello di cui qui dentro quasi nessuno parla, cioè quello delle famiglie ad educare i figli, come stabilito dall'articolo 30 della nostra Costituzione. Ed infatti il disegno di legge, rafforzando il dialogo con le famiglie e quindi responsabilizzandole, genera un meccanismo virtuoso, capace di garantire condivisione, dialogo e trasparenza, affinché ogni genitore possa conoscere e scegliere consapevolmente il percorso educativo più adatto alle attitudini e alle aspirazioni dei propri figli, aderendo pienamente alle scelte strategiche della scuola. Noi non vietiamo nulla, ma poniamo delle regole, dei limiti
degli argini ad una deriva che giunge al punto di affermare che i bambini non sono dei genitori, Presidente, abbiamo ascoltato anche questo, ma dello Stato, che deve educarli alla sessualità, o giunge al punto di dire ad alcune famiglie che se non vi piace il modello progressista della scuola potete prendere i vostri figli e portarveli via, c'è sempre l'istruzione parentale. Ecco, noi pensiamo che questo non sia assolutamente giusto e quando parliamo di consenso informato non introduciamo alcuna restrizione, ma affermiamo un principio di leale cooperazione educativa e di trasparenza, coerente con la normativa vigente e con i principi costituzionali. La Costituzione, all'articolo 30, individua la mamma e il papà come i primi responsabili dell'educazione dei figli. Questo magari non sarà gradito dalla sinistra, ma per questa maggioranza, per la Costituzione e per il governo sull'educazione, ai voi, viene prima la famiglia. Non si tratta di censura, ma di rispetto. Le opposizioni parlano di violazioni costituzionali, ma dimenticano un principio fondamentale. Lo Stato non può sostituirsi alla famiglia nell'educazione dei figli. Questo accade nei regimi totalitari, accade nel Venezuela di Maduro, nella Cuba di Fidel Castro o in qualche Stato islamico. La scuola ha il dovere di costruire un'alleanza educativa solida, una sinergia virtuosa con le famiglie. Il principio di libertà di insegnamento non deve significare libertà di indottrinamento, significa responsabilità, dialogo e rispetto dei ruoli. La scuola non è un dipartimento di partito, ma un luogo libero, l'ascensore sociale in cui crescere e apprendere, liberi e sereni. Contrariamente a quanto affermano le pregiudiziali, non si creano disuguaglianze tra studenti. Si garantisce invece che ogni famiglia possa esercitare pienamente il proprio diritto costituzionale di scegliere il percorso educativo più adeguato, nel rispetto della pluralità dei valori presenti nella società. Non c'è nessuna discriminazione. Potrebbe succedere quello che succede durante l'insegnamento della religione cattolica, dove chi non la vuole seguire viene esonerato e fa attività alternative. Chi parla di oscurantismo o di arretramento dei diritti alimenta soltanto una battaglia ideologica estranea alle famiglie, agli studenti e alla scuola, ma appartenente a quella parte politica che considera la scuola come terreno per imporre una narrazione ideologica e lo fa ormai da 60 anni e sinceramente saremmo anche un po' stufi di vedere la scuola come una vetrina per dottrine post-sessantottine. Noi al contrario crediamo che la scuola debba continuare a essere una comunità educante fondata sul dialogo, sul rispetto reciproco e sulla corresponsabilità, nel riconoscimento parimenti del primato educativo della famiglia, della libertà di insegnamento dei docenti e dell'autonomia scolastica. Per questi motivi il gruppo Lega voterà contro le questioni pregiudiziali. Grazie Presidente. Grazie. Qui Parlamento. Da oggi finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni regolari, come deciso dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Cambia il giorno, cambia l'orario per la nostra Gabriella Monti con Mi ritorni in mente ogni mercoledì dalle ore 15, solo su Radio Libertà. Bacini, bacetti, baciotti. Buonasera signorina, kiss me goodnight.
Cosa dici che sono psichedelico quest'oggi? No, lo so, vorresti più pompare, però no, ho messo il mondo che gira oggi qua in redazione, no? Come nelle vecchie discoteche, siamo qua un po' psichedelizzati. Lo so, siamo di buon umore. Quest'oggi sono buone notizie e qualcosa che si muove positivamente. Sarà che arriva Luca Zaia, signori. Alle 9:40 abbiamo Luca Zaia con noi, intervistato da Alessandra Mori, e non dovete perdervelo. In compenso, purtroppo non ci può essere oggi per impegni istituzionali Alessandro Morelli, ma non importa perché abbiamo il nostro amministratore, signori, che ci canterà una canzone. No, ma l'ho detto prima che avvicinandosi il Natale i nostri ascoltatori devono fare un giro sul sito di Radio Libertà o devono passare in posta e farci un versamento sul conto corrente postale 37671294, proprio perché il nostro amministratore possa scendere le scale con un sorriso ogni tanto, invece sempre triste e a volte piange, e non lo vogliamo vedere piangere. Naturalmente scherziamo, però per dirvi insomma che apprezziamo il vostro amore, che è un vero e proprio amore verso la nostra radio, perché avete capito che diciamo cose che gli altri non dicono. A proposito di cose che non dicono, vi ho detto a pagina 6 il quotidiano Il Giornale con i guai della nuova Schlein, in attesa di un vero nuovo sindaco musulmano come quello americano, il PD ha trovato la Mia Diop, 23 anni, neo vicepresidente della Toscana, che è una tipa in gamba. Peccato che suo padre abbia occupato per 20 anni un alloggio popolare senza mai pagare l'affitto. E tu dici, ma adesso le colpe dei padri devono cadere sulla figlia? Piccole salis crescono, non è vero niente, però è una notizietta. Sì, adesso proseguo perché ragazzi, nella pagina 7 poi, oltre alle dimenticanze di Fico dopo l'acquisto della barca, da presidente della Camera sollecitò le variazioni patrimoniali ai deputati, ma lui non la fece, e oltre a parcheggiare questa barchetta in un luogo molto molto particolare dove non si potrebbe, ma lui può perché è stato presidente della Camera, a sole 500 euro al mese, cosettine che senti, ma bisogna pur parlare male di Fico, che non è mica candidato di centrodestra. Fico è candidato della sinistra in Puglia, no? E qualcosina ogni tanto la troviamo pure noi. Ci sono i vostri WhatsApp al 340670969, ma tra poco vi parlerò di sicurezza. Te l'ho detto, oggi sono di buon umore e un motivo ci sarà. Vannacci. Sammy non è un gazzettino, ma una barca di pregio. Gazzettino, quella di Fico, gozzettino, gozzino, ma è una barca di pregio che nuova costa 500.000 euro, usata 200.000, scrive Maurizio. È vero. Buvetta al Parlamento, gelatissimo, è arrivato il gelato artigianale in Parlamento. Ricordiamoci i prezzi ai poveri onorevoli. Noi operaio impiegati abbiamo altri servizi, altri costi, ma caro Maurizio, ci mancherebbe altro, hanno aumentato anche da loro, non costa mica così poco mangiare ormai. Su Vannacci
La storia seria dice chiaramente che la marcia su Roma non fu un colpo di Stato, ma appoggiato dal re. Per questo Mussolini era prudente e lontano da Roma. Studiate, onorevoli ignoranti, che qualità media ridicole. È figlio di veri partigiani romagnoli, ci scrive Maurizio. Vedi Maurizio che dice la verità. Perché l'Europa non si prende un bel po' di immigrati e si tiene i suoi soldi? Sì, la novità è che ci hanno attenzionato perché siamo tra i paesi, tra gli stati che stanno purtroppo estendo e siamo stati colpiti da tantissimi, troppi immigrati. Se ne è accorta anche l'Europa, quindi ci darà soldi. E vabbè, però è una buona notizia, poteva andare peggio, ci poteva dare altri immigrati ancora. Più voti alla Lega, così si voterà l'autonomia prima di votare Roma Capitale o no? A Roma Ladrona è facile abituarcisi, Enrico. Da Roma Ladrona a Roma Capitale un attimo, ma Enrico, se sei quello che conosco io, sei un vecchio della Lega e sai benissimo che quelle istruzioni per l'uso arrivate con il federalismo a Roma Capitale non ci sono mai andate giù, assolutamente. Il primo decreto attuativo del federalismo fiscale è arrivato per Roma Capitale. È vero. Ma quello che ti dico io, cioè meno voti la Lega e più succedono queste cose, e più le nostre proposte si diluiscono, si annacquano. Meno voti la Lega e più gli immigrati combinano guai, più rubano, picchiano, violentano, perché sanno di rimanere impuniti, perché sanno che il resto del centrodestra sono dei pivelli, sono dei moscioni, capito? Sono abbastanza chiaro. Più di così e la sinistra chiaramente su questa cosa ride, così come ride per chi si fa le nuove leghe e dice adesso la faccio io la Lega, sì, così sono altri voti che passano alla sinistra. È il mio quiz di questa mattina e ditemi se non ho ragione, cioè meno si vota la Lega più aumenta la criminalità, ditemi se non ho ragione. Caro Sammy, ieri sono andato a prendere dei giochi in un'edicola e parlando di pensione, perché ormai in edicola sai che si compra veramente di tutto e manca solo la droga, parlando di pensione la titolare dell'edicola ha esordito con io devo ringraziare Salvini perché sono riuscita ad andare in pensione un po' prima della scadenza, ero contenta perché ho sentito queste parole, perché sto insistendo nel volere un cambiamento dall'ingiustizia di Amato che ha cancellato le regole dei nostri versamenti per poter prendere una pensione minima da fame e umiliante. Fatelo presente a Salvini che anche noi abbiamo bisogno di vederla regolarizzare e non vogliamo gli arretrati ma una regola giusta anche per noi, prendere il giusto. Brava, parole sante. Sto leggendo i vostri WhatsApp arrivati al 340 6709 659, ce n'è anche uno audio sul cursore, sentiamo cosa dice. France, va, tira sul cursore, sentiamo che dice questa. Va dai, sentiamo un po' che parlo toscano. È la Diop, è l'effetto Diop. Sì. Buongiorno, giorno. Salvatore dalla Germania. Ciao. Il mio pensiero di oggi rispetto alla Lega, possiamo votare anche in blocco tutta l'Italia la Lega, ma finché c'è la magistratura che fa uscire di nuovo dopo un giorno tutti i delinquenti, la delinquenza rimarrà, anzi aumenterà ancora di più. Buongiorno e buona giornata, ciao. Parole sante, e peccato che la Lega abbia in serbo anche qualche sorpresina che riguarda la magistratura. Una, l'avete sentita, arriva in primavera con il referendum sulla giustizia che voterete tutti voi se alzerete il culo dal divano, e se sarà un voto plebiscitario sarà un messaggino niente male per la magistratura. Mica tutti i magistrati la pensano come il PD, però molti effettivamente non applicano le leggi vigenti. Cambio argomento? No. Sono a pagina 7 del quotidiano che parla del giro di vite del nuovo decreto sicurezza, baby gang, permessi di soggiorno e occupazioni abusive. Che vi dicevo, c'ho un motivo per essere di buon umore oggi. La Lega propone un pacchetto di misure via agli sfratti più veloci. Signori, oggi ne parla a pagina 7 il giornale. Un nuovo decreto sicurezza approderà a breve in Consiglio dei Ministri. Matteo Salvini accelera sulle misure da inserire. In primis gli sgomberi più veloci delle case occupate, una stretta sui ricongiungimenti familiari dei migranti
e sulle baby gang. Si valutano anche maggiori tutele per gli agenti delle forze di polizia. L'obiettivo della Lega è di aumentare la tutela dei cittadini e delle forze dell'ordine. Un confronto ci sarà nei prossimi giorni con le altre forze della maggioranza per mettere a punto un testo condiviso, con Salvini che ha fatto sapere di essersi già consultato col ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Signori, capite perché bisogna votare più Lega? Perché poi nel confronto, se hai pochi voti, il confronto lo perdi. Paginone quest'oggi sul quotidiano Il Giornale su questo nuovo decreto sicurezza che la Lega sta per presentare. Mentre sbircio le agenzie e posso dirvi che sta montando la notizia pissi pissi bau bau di cui Repubblica parla quest'oggi con Ciriaco. La guerra, le resistenze di Salvini e Giorgetti, acquisto di armi per l'Ucraina in bilico e Crosetto annulla il viaggio negli Stati Uniti. È chiaro che sono retroscena, lo ribadisco e lo discoriba, ma ci stiamo facendo sentire, nonostante abbiate votato Fratelli d'Italia, Forza Italia e vi state facendo le vostre leghe. Perché? Perché è bello ricominciare da zero ogni volta. Stiamo facendo lo sporco lavoro che dovevate fare voi votando Lega. Vado avanti, certamente, vado avanti perché ragazzi c'è una rassegna stampa stupenda quest'oggi, se ve la state perdendo perché mi ascoltate a spizzichi e bocconi, questa sera alle 20 c'è il meglio o il peggio della rassegna stampa in replica e poi sul sito di Radio Libertà nella sezione podcast ritrovate tutto. A pagina 10 del giornale lo stop ai comizi gender dopo i 10 casi shock in aula. Educare, non indottrinare. La riforma Valditara da oggi alla Camera. Il ministro dice nessuna censura. Ne parla oggi Fabrizio De Feo sul quotidiano Il Giornale, ma Valditara lo abbiamo intervistato negli ultimi giorni, proprio qui a Radio Libertà. C'è un pericolo che il governo e la maggioranza hanno individuato, che la scuola italiana, da luogo di istruzione e crescita, possa trasformarsi in laboratorio di sperimentazione ideologica. L'obiettivo condiviso dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara è restituire agli istituti la loro missione originaria: educare, non indottrinare, e farlo in un clima di serenità, trasparenza e rispetto del ruolo delle famiglie. Ovvero, se mettiamo il Travone a parlare ai vostri figli, almeno vi avvisiamo. Detto in parole molto povere, senza naturalmente voler offendere chi ha altri gusti sessuali e si veste palesemente da donna pur essendo uomo. Bataclan 10 anni dopo, a pagina 14 del giornale, la Francia ha imparato a convivere col terrore. Il rischio zero non esiste. Attenzione, lo sapete bene, guardiamo la Francia, le banlieue francesi e vediamo il futuro dell'Italia. La Francia ha imparato a convivere col terrore. Noi non ancora, ma ci stiamo avvicinando moltissimo a questa cosa. Vado avanti, signori, vi sto dicendo cose che le altre radio non dicono. È logico, sono tutti sui soliti argomenti, sulle solite menate politiche. Non mi faccio infinocchiare in questo modo, mi hanno messo qua per questo a fare la rassegna stampa, perché non vi faccio annoiare neanche per un minuto. So perfettamente che cosa volete da me. La società che cambia? La nuova parola della Treccani, l'enciclopedia, è infobulimia. Attenzione, sembra un termine difficile, infobulimia. Ne soffriamo tutti. È la sovrabbondanza di informazioni. Racconta della nostra incapacità di assimilarle e farle nostre. È come se non ce la facesse la nostra RAM,
parlando in questi termini so che mi capite, ad assimilare tutto quanto insieme. Non riusciamo a fare troppe cose insieme, a scrollare velocemente il telefonino mentre facciamo altre cose. La nostra mente non riesce ad apprendere tutte queste notizie. È una roba bruttissima, ragazzi, e proprio per quello faccio una rassegna stampa diversa dalle altre, perché io vi metto gli argomenti, non vi confondo le idee, poi dovete andare con calma a espletarli, cercando su internet o ancora meglio acquistando un quotidiano e leggendo con calma quella notizia senza pensare ad altro. Infobulimia, ne parla oggi a pagina 17 il quotidiano Il Giornale. Giro pagina e sono sulla Stampa, signori, pericolosamente sulla Stampa, ma il titolo principale è quello che vi dicevo. Riguarda l'Unione Europea, ci sono troppi sbarchi e l'Italia va aiutata. Il richiamo della Commissione appoggia Roma. Il governo affida al garante della privacy anche la tutela dei migranti. La Stampa apre con questa notizia, signori. Troppi migranti sbarcano in Italia, che perciò ha diritto ad azioni concrete di solidarietà da parte dell'Unione Europea. Lo ha stabilito la Commissione di Bruxelles. Se vi interessa, c'è anche un'intervista a Conte, battaglia su tasse e sicurezza, e ci fa piacere che Giuseppe Conte la pensi come noi, all'era Ura. Donbass, la ritirata di Zelensky, ok? E poi immediatamente all'interno del quotidiano La Stampa, manovra alt di Meloni, concedo ad ogni ministro una singola modifica. Interessante l'intervista di non riesco a nominarlo, è di sinistra, Pierfrancesco Maiorino, il capogruppo PD in regione. Riconosciamo il diritto a restare ai ventenni di oggi, ma Milano cambi passo, a costi insostenibili. Vanno realizzati anche alloggi accessibili. Oggi intervistato sul quotidiano La Stampa. Per il doposala non temo il centrodestra, perché pensa solo a fare la guerra alle piste ciclabili. Avete fatto una cazzata. Con le primarie dobbiamo scegliere un candidato che incarni un'idea di futuro, è chiaro. Lo stanno scegliendo tra i neri, musulmani e gay. E lo sappiamo. Ci scherzo, lo sai, la mia è una rassegna scherzosa, ma ha una base di verità. Pagina 8 della Stampa, fondi all'Italia per gestire i migranti, più solidarietà UE. Quindi alla fine ci arriveranno soldi. Ecco l'astis della Commissione al governo, gli sbarchi sono in calo, ma arriva l'obbligo di sostegno a Roma, Madrid, Atene e Nicosia, perché sono arrivati troppi immigrati. La speranza è che questi soldi non vengano dati alle onlus, tra virgolette, che li mantengono, ma servano per rimpatriarli e magari per far funzionare questi centri in Albania, magistratura permettendo. Un bel riquadretto a denti stretti a pagina 8, ma La Stampa ne deve parlare. La Lega vuole un nuovo decreto sicurezza. Nel mirino burka, occupazioni e baby gang. L'obiettivo è approvarlo prima delle elezioni regionali. Dubbi di Meloni e Tajani, guarda caso, li avete votati? E adesso vi fanno un decreto sicurezza anacquato, perché bisogna aiutarli, perché d'altronde è farli studiare in Italia e devono poi diventare italiani presto presto, così non li scacci più se fanno cazzate. La Lega resisterà anche se non l'avete votata, e ribadisco il concetto, pensate a questa frase: meno votate la Lega, più aumenta la criminalità, più aumenta l'insicurezza nel nostro paese. Pensateci, è l'unica frase intelligente che mi è venuta in quasi 50 anni di radio. Il progetto prevede di accorpare una serie di proposte formulate alle Camere. Il retroscena lo chiama il quotidiano La Stampa, perché non crede a quello che scrive. La Lega presenterà oggi un nuovo pacchetto di norme in materia di sicurezza e migranti. In cantiere ci sono proposte contro il burka, i ricongiungimenti familiari, che è quello
su cui chiaramente ci stanno distruggendo, perché arriva l'immigrato, riesce a ottenere qualunque protezione, ne diamo di tutti i colori come le palline del gelato, e poi richiama tutta la famiglia qua, che diventano attenzionate al 100% dal vostro comune, cioè oggetto di ogni euro di welfare. A voi niente, a loro tutto, perché sono poveri, non hanno nulla. Ricongiungimenti familiari, occupazione di case abusive, baby gang, torna il tema della remigrazione, per questo che lo chiamano retroscena sulla stampa, perché la teoria d'estrema destra che punta alla deportazione di massa degli immigrati, senti come la chiama? Matteo Salvini mette già in chiaro di volere un nuovo decreto sicurezza, non una semplice proposta di legge. Possibilmente vorrebbe approvarlo prima delle elezioni regionali del 23-24 novembre, siamo qua. Alza il pressing, anche perché negli ultimi mesi i leghisti hanno provato a infilare molte di queste norme all'interno del provvedimento che passava dal Parlamento, trovando sempre il freno di Forza Italia e Fratelli d'Italia. Chissà come mai li avete votati? Vi sentite un po' in colpa? Oggi passate in chiesa a accendere un cero, mi raccomando. Giro la pagina, signori, oggi lo so, con le telefonate non riusciamo a passarle probabilmente, ma capite che c'è roba importante. Siamo sempre a pagina 9, questa volta del quotidiano La Stampa. Controllo dei richiedenti asilo. Il governo passa le competenze al garante della privacy. Da Palazzo Chigi 10 milioni e personale. Tagliata fuori l'autority diritti. Nessuno di noi si dimetterà. Le accuse che sono state fatte sono prive di fondamento, dice il garante per la privacy. Il cambio per rispettare le regole previste dal patto UE sugli stranieri. Comunque la pensiate, c'è un paginone di avvertimento a pagina 9 del quotidiano La Stampa. Giro quotidiano e Libero titola questa mattina: le promesse di PD e 5 Stelle al Sud, operazione Cettola qualunque, bonus da casa da 30.000 euro alle famiglie con ISEE basso, nazionalizzazione dell'ILVA, reddito di cittadinanza regionale, siorri, per trovare voti nel mezzogiorno i giallorossi le sparano enormi. Sempre sul Libero i richiami in prima pagina, i conti sulle ultime manovre, i ricchi per la sinistra guadagnano 32.000 euro e ancora, incassano ancora ma non basta, gli arraffoni del cinema e le bufale contro Giuli. Ma se non vi bastasse, signori, oggi in prima pagina sul Libero c'è lei, vicepresidente a soli 23 anni, Schlein lancia la sua Mandani, eccola qua, essere un simbolo, è diventata il simbolo del PD, vicepresidente a soli 23 anni, vicepresidente della Toscana, ma è lì ormai nel partito e accerchiata, la racconta Pietro Senaldi. Giro il quotidiano Libero, ma avete capito insomma che il nuovo volto della sinistra è questa Mia Diop, la Mandani della Toscana, italo-senegalese. Bintu, piddina 23enne, nominata senza aver preso nemmeno un voto, e suo padre ha vissuto per 20 anni da abusivo in un alloggio popolare. E insomma, piccole Salis crescono, anche se lei ha preso tutte le distanze dal padre, quasi non si ricorda chi sia, però Mia Diop, bella ragazza, ma 23 anni sono tutte belle, chiaramente mulatta, è stata scelta da Alice Line per ricoprire il ruolo di vicepresidente della regione Toscana, e qualcosa ci dice che potrebbe far carriera molto in fretta. Non ci dicono oggi i quotidiani, tranne appunto questa storiella del papà che ha vissuto per 20 anni come abusivo in un alloggio popolare, non ci dice se sia musulmano oppure no, e questo è un dilemma che ci rimarrà fino a sera. Libero ancora a pagina 19 ci parla di Venezia. Venezia ci mette un punto. Le borseggiatrici in galera. Finalmente interrotto il meccanismo prese liberate. Signore e signori, le prime 23 misure cautelari riguardano 20 donne e 3 uomini ritenuti responsabili di almeno 32 furti. Chi non rubava veniva picchiato e
punito. Le schiave del campo, il bottino minimo è 2.500 euro al giorno. Pugni in faccia a una ragazza incinta, coltelli puntati su dodicenni che non rubano abbastanza. Paginone quest'oggi sul quotidiano Libero. Come vedete, signori, la rassegna stampa di oggi è molto interessante e vi ho raccontato notizie veramente particolari. Manca il quotidiano Il Tempo, che titola Movimento 5 Mastelle, e c'è proprio lui, Mastella, in prima pagina. I grillini fanno finta di niente sulla barca di Fico, ma si imbarazzano per l'alleanza con Mastella. La base è in rivolta dopo la visita dei big a Benevento. Ora l'ex leader DC Mastella attende l'invito al comizio finale. Intanto mette le mani avanti: andrò all'incontro. Il giallo del big Costa scomparso dalla campagna. Siamo sul quotidiano Il Tempo e naturalmente prosegue la voglia di far luce sulla flotilla. Arriva un'interrogazione di Fratelli d'Italia: fare luce sulla flotilla, e ora i legami con Hamas finiscono in Parlamento. All'interno del quotidiano Il Tempo c'è proprio questo paginone. I legami con Hamas finiscono in Parlamento. Mollicone ha presentato un'interrogazione ai ministri Piantedosi e Crosetto, e la Lega, con la vice Sardone, porta il caso all'attenzione dell'Unione Europea. Davvero la flotilla era legata ad Hamas? Punto di domanda. Legata vuol dire che ha ricevuto soldi, in qualche modo un appoggio, tanti punti di domanda. Staremo a vedere. Per il momento sto per andarvene, non prima di avervi letto ancora qualche messaggio, ragazzi, ne ho così tanti. Ciao Sam, inerenti alla tua domanda, chi vota di più la Lega aumenta i danni dovuti all'emigrazione, è una grossa scemenza. Anzi, più voti otteniamo, più possiamo contare. E sì, Olvia, è proprio così, nel senso che se votiamo di più, possiamo contare di più. Se votiamo di meno, contiamo di meno, e si rendono conto tutti quanti, quelli che portano avanti la voglia di immigrati in questo paese, che ne possono portare ancora di più. Questa è la differenza, ma ve ne siete accorti? La Lega negli ultimi anni ha preso meno voti, molti meno voti, perché la politica è una girandola e adesso bisogna premiare la Meloni, giustamente, perché comunque lavora bene. Forza Italia, perché ogni cosa è fatta in nome di Berlusconi e basta nominare Berlusconi, oddio l'ho nominato, che aumenta di 1%. Facendo così, votate meno Lega, è aumentata l'insicurezza negli ultimi anni. Ditemi che non è vero. Ancora WhatsApp al 3406709659. Sì, meno Lega uguale meno Italia. Lega, l'unico partito veramente patriottico che ama l'Italia, la nostra patria. Europa, ONU, tutti corrotti. Si vota meno Lega perché ormai Salvini è considerato un ragazzo, un pagliaccio, non ragazzo, pagliaccio. Parlare con la gente per averne la prova. Ci vuole un cambiamento. Se questo non avviene, l'oblio è ormai segnato. Caro Gino, nonostante tu la pensi così, Salvini sta proprio lavorando anche per te, ben pensante di merda, che vuoi esclusivamente far vincere la sinistra, o Forza Italia, o Fratelli d'Italia. Già, peccato che nella Lega non ci sia soltanto Salvini, ci sono altri che lavorano ancora più di lui, ma Salvini proprio in queste ore sta lavorando per dire basta alla guerra, per portare avanti una nuova legge sulla sicurezza, nonostante tu scriva cazzate. Pensa Gino, come siamo avanti a volte. Bravo Sammy, ma dov'è il blocco navale della Meloni? Grandissimo Sammy, finalmente mi sembra di ascoltare Radio Padania. Basta leccare il culo ai fratellastri d'Italia, sono anni che ci fregano. Ma caro ascoltatore o ascoltatrice, siamo sempre noi, quelli di Radio Padania, Radio RPL, Radio Libertà. È un'evoluzione di tutto questo, è un'apertura a chi ci sta, che sia di destra che sia di sinistra, all'interno del centrodestra e non, per formare una nuova politica che speriamo sia una buona politica.